Da sempre Venezia, città d'arte per antonomasia, è conosciuta e amata per le sue meraviglie. Piazza San Marco, il leone, simbolo dell'antica e fiorente Repubblica Marinara, i mori, che forti e puntuali scandiscono lo scorrere del tempo, le gondole, i gabbiani. Sono immagini che ogni turista e cittadino del mondo porterà con sé, stupefacenti e indelebili, assieme all'inevitabile sensazione di aver vissuto in un mondo diverso da quello abituale e certo più vicino alle origini dell'uomo, sull'acqua, cioè sull'elemento che insieme alle bellezze artistiche fa di Venezia una città speciale. E all'acqua della laguna veneziana è legata l'esistenza e la sede di uno dei più prestigiosi reparti dell'esercito italiano, i lagunari. I lagunari, come sono brevemente chiamati i soldati delle truppe anfibie, provengono tutti dalle zone rivierasche del Veneto, come Venezia, Trieste, Rovigo. Questi militari sanno e sentono di essere soldati speciali di un corpo d'élite. La cerimonia del giuramento è sempre un momento di festa, ma anche di riflessione. Per questi ragazzi, consapevoli di vivere un evento importante della loro vita, e per i familiari, che seguendo con sguardo commosso e orgoglioso le squadre compatte, sanno che i loro figli, quando torneranno a casa, si saranno arricchiti di un'esperienza determinante per la vita di adulto. I lagunari, specialità della fanteria, riallacciano le loro tradizioni a quelle dei fanti da mar della Serenissima Repubblica di Venezia, di cui conservano il simbolo distintivo con il leone di San Marco. Il lido e le isole, importanti per la protezione dei canali lagunari, hanno sempre avuto notevole importanza strategica. Dall'esigenza difensiva sono nati così autentici capolavori dell'architettura militare, come il Forte di Sant'Andrea, costruito nella prima metà del XVI secolo, e il Quartiere Grande, stupendo edificio costruito alla fine del 1500, di notevole interesse perché è uno dei primissimi esempi di costruzione con funzione di caserma. Nonostante i molteplici adattamenti, le caratteristiche originarie sono ancora ben visibili. A pianta quadrata, l'edificio racchiude un ampio piazzale porticato al centro del quale è situato un pozzo, con elementi architettonici monumentali in pietra d'Istria. L'atto ufficiale di nascita dei lagunari porta la data del 1951, quando un reparto con questo nome viene costituito nell'ambito del settore Forze Lagunari. Nel 1975, dopo alcuni adattamenti e trasformazioni organiche, i lagunari assumono l'attuale configurazione di truppe anfibie, inquadrate fra i supporti del V Corpo d'Armata. Questa unità è costituita in modo da poter operare efficacemente nel particolare ambiente costiero della laguna e dei canali. I suoi reparti sono dislocati in varie caserme, dall'isola di Sant'Andrea al litorale del Cavallino. L'ambiente operativo è a due dimensioni, acqua e terra. L'incidenza di questa natura bidimensionale è costante.
L'impiego dei reparti anfibi in un territorio caratterizzato da intensa canalizzazione richiede l'adozione di tecniche particolari che, a volte, comportano il frazionamento in piccoli gruppi dotati di spiccata autonomia e spirito di iniziativa. L'addestramento è impegnativo e capillare. L'ambiente, difficile, insidioso, deve essere conosciuto alla perfezione, così da essere sfruttato vantaggiosamente da parte di pochi difensori determinati, anche contro un eventuale attacco di molti. Il combattimento richiede procedimenti particolari, l'impiego di mezzi speciali, equipaggiamento adatto, una spiccata attitudine mentale e psicologica che viene acquisita con l'addestramento. Per operare in un ambiente così singolare occorrono doti caratteriali e fisiche proprie della gente che qui vive quotidianamente. Un coefficiente fisico e intellettivo elevato, abilità nel nuoto, perfetta conoscenza dei luoghi. Per questo il personale viene reclutato nelle zone rivierasche dell'Alto Adriatico, tra la laguna di Grado e il delta del Po. Forte volontà, motivazione, equilibrio sicuro e ferma determinazione sono le doti dei lagunari. L'addestramento si sviluppa su due linee, quella tipica delle unità meccanizzate e quella anfibia propria della specialità. In questo quadro di maggiore complessità, un vantaggio per le truppe anfibie deriva dal fatto che i giovani per il servizio di leva giungono alle unità di impiego direttamente dalla vita civile, senza passare dai battaglioni addestramento reclute, in modo da essere immessi immediatamente nelle particolari attività di preparazione che ne faranno soldati specializzati e polivalenti. Dopo una giornata di duro impegno, la libera uscita è un momento piacevole ed atteso. Per molti di questi giovani significa tornare a casa, alla quotidianità familiare. A vederli ora, così simili a tanti altri coetanei, così profondamente inseriti nella realtà di tutti i giorni, nel lavoro e nella vita familiare, si comprende la loro determinazione, la loro partecipazione cosciente ad un impegno che ha un senso e un riferimento precisi, riscontrabili in ogni momento della giornata. Le esercitazioni d'assieme servono a mettere in pratica quanto si è appreso in mesi di intenso lavoro e ad amalgamare le funzioni dei singoli e dei piccoli gruppi. Questa volta l'azione deve simulare un colpo di mano contro un obiettivo strategicamente importante rappresentato da un centro trasmissioni situato nelle retrovie avversarie ed un'operazione anfibia di riconquista. La neutralizzazione dell'obiettivo è determinante per il successo del piano nella sua globalità. È un'azione che avrebbe inizio di notte e che viene preceduta da un rapporto per controllare che tutto sia chiaro, che ciascuno conosca il suo compito, che il coordinamento sia predisposto e pronto a funzionare.
In queste esercitazioni vengono effettuati tutti gli atti tattici tipici delle truppe anfibie. Lo scopo fondamentale è la verifica dei procedimenti addestrativi e del grado di preparazione raggiunto dagli uomini. Quanto vedremo in rapida sequenza è in effetti la sintesi di tutta la serie di atti tattici che possono essere necessari per condurre un'azione come quella ipotizzata. Dopo l'uscita dei mezzi anfibi, i battelli si portano verso la zona dell'obiettivo navigando attraverso la laguna, sfruttando piccoli canali e zone paludose. Durante la navigazione in mare aperto, i mezzi anfibi sono preceduti da veloci gommoni che portano gli uomini della prima ondata di sbarco. Un team di 4 operatori subacquei prende posto su un elicottero che dovrà lanciarli in mare in prossimità della zona d'azione. Dentro gli anfibi, i lagunari attendono con trepidazione il momento dello sbarco. L'elicottero sorvola la laguna per raggiungere il tratto di mare previsto per il lancio. Gli esploratori proseguono nella loro perlustrazione. Conoscono i canali, le paludi e le spiagge meglio di chiunque altro. In ambienti simili a questi, frequenti per esempio nel sud-est asiatico, potrebbero essere necessari interventi di forze multinazionali e i soldati delle nostre truppe anfibie, nati e cresciuti in laguna, sanno di addestrarsi anche per uno scopo più ampio della sola difesa del territorio nazionale. Un altro gruppo di subacquei è stato rilasciato a largo da un mezzo di superficie e dopo aver raggiunto in immersione la zona dell'obiettivo prende terra nel massimo silenzio. Il team elitrasportato è pronto per il lancio. Ha il compito di raggiungere la spiaggia di sbarco, individuare eventuali ostacoli, predisporne la demolizione. Gli uomini del primo team, con tecniche da comando, provvedono all'eliminazione delle sentinelle nei pressi della riva per permettere agli esploratori di sbarcare e di raggiungere il centro trasmissioni da distruggere. Gli esploratori si portano a ridosso dell'obiettivo avanzando cautamente tra la vegetazione, allo scopo di cogliere di sorpresa l'avversario. Raggiunta la zona dell'obiettivo, l'unità d'attacco si suddivide in coppie che, con estrema cautela, si portano il più a ridosso possibile dei rispettivi bersagli. Il via all'azione coordinata è data dal colpo di fucile che elimina la sentinella. Da questo momento in poi, le varie coppie di esploratori si muovono autonomamente, adattandosi alle situazioni incontrate di volta in volta. Alcune coppie puntano sulle camerate e sugli altri locali per evitare reazioni avversarie. Altri esploratori dirigono dritti verso il posto comando e la sala radio, vero cuore dell'obiettivo.
L'operazione si completa con la distruzione delle apparecchiature di trasmissione, del deposito carburanti, delle munizioni e con il recupero di documenti, mappe o altro materiale ritenuto utile dal punto di vista informativo. Al lavoro di distruzione provvedono 2 coppie di demolitori con cariche esplosive azionate elettricamente. Nel frattempo, una coppia di subacquei provvede a minare il natante a disposizione del distaccamento avversario, così da privarlo del battello stesso e utilizzare il relitto come ostacolo all'ingresso di altre imbarcazioni nel canale. Il team lanciato dall'elicottero ha ultimato la bonifica della spiaggia dagli ostacoli antisbarco. Le esplosioni per l'apertura dei varchi, attraverso cui dovranno passare le truppe e i mezzi, danno il via all'azione proveniente dal mare. Gli esploratori arrivano veloci e prendono terra rapidamente a protezione del grosso delle truppe che stanno sopraggiungendo. Le squadre fucilieri a bordo di elicotteri dirigono verso l'obiettivo. I battelli scaricano una seconda ondata di sbarco. Dagli elicotteri scendono le squadre fucilieri destinate a rinforzare la difesa di settori delicati o a neutralizzare obiettivi imprevisti che dovessero rivelarsi all'improvviso. Col grosso delle truppe arrivano anche i mezzi più pesanti e l'azione continua con successive ondate d'attacco. I mezzi anfibi, potendo muovere sull'acqua e sulla terraferma, consentono azioni caratterizzate da un'estrema rapidità e mobilità. Gli uomini avanzano sotto il fuoco dell'avversario. All'azione prendono parte anche i plotoni mortai, che proteggono l'avanzata dei primi verso l'interno. Ancora una libera uscita, attesa e meritata. Nelle orecchie non più il rumore dei motori e degli spari, ma solo le note della musica preferita. La tensione dell'impegno si allenta
Nell'animo resta solo la serena attesa di qualche ora spensierata a casa o con gli amici. Le tute, le armi, l'addestramento e le azioni di guerra sono per il momento dimenticate. I lagunari tornano ragazzi, con i loro giubbotti, gli occhiali da sole e la voglia di divertirsi, ma con la consapevolezza di fare e di rappresentare qualcosa di importante per la terra di cui sono figli. Altre volte, in occasioni difficili, hanno attraversato il bacino di San Marco per intervenire in aiuto della gente in difficoltà a causa dell'acqua alta. Questa volta invece Venezia li aspetta placida, disponibile, con la sua atmosfera magica, dolce come il sorriso di una ragazza. A passeggio per ponti e calli, chiacchierano con la fidanzata, fanno progetti per il futuro. Sembrano e sono come gli altri, ma con un blasone in più, che li distingue e li segnerà per sempre. Sono Fanti da Mare.